Fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, un tema spinoso sempre attuale che mette sovente le amministrazioni comunali con le spalle al muro. Sindaci chiamati ad osservare e a dare esecuzione alle sentenze passate in giudicato, ma a recuperare nel contempo le risorse nei bilanci ormai ridotti all'osso necessarie per mettere in movimento le ruspe. Una soluzione spesso non facile da adottare che mette in crisi i comuni. E così il comune di Agrigento aguzza l'incendio. Si giocherà la carta della multa, sanzione che scatterà in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, cioè qualora il proprietario non dovesse procedere a proprie spese a radere al suolo il manufatto abusivo. Da Palazzo dei Giganti si affrettano a precisare: queste sanzioni non sono alternative alle demolizioni, ma complementari, andranno ad aggiungersi a quelle previste per l'acquisizione al patrimonio comunale del bene. L'iniziativa messa a punto si prefigge un doppio obiettivo, fanno sapere dal Comune di Agrigento: da un lato un carattere dissuasivo e dall'altro concederà la possibilità all'ente di fare cassa e di avere così i soldi da destinare esclusivamente alle demolizioni e al ripristino delle opere abusive, nonché all'acquisto di attrezzature di aree destinate al verde pubblico. Si andrà da un minimo di 2.000 euro a un massimo di 20.000 euro e la multa sarà elevata sulla base di criteri che assicureranno uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni, operando una coerente graduazione in base alla gravità dell'abuso. Insomma, questo è lo spirito del provvedimento adottato da Palazzo dei Giganti. Saranno gli stessi abusivi a finanziare le demolizioni nella città dei templi.